Dopo la giornata di ieri sull'autonomia con l'audizione a Roma in Senato, il presidente della regione Luca Zaia oggi a Vicenza è tornato sul tema, rilanciando sul percorso compiuto dal governo in 100 giorni. Questo governo peraltro ha accelerato, direi che ci sono tutti i presupposti e lo dico volentieri qui da voi, cioè a Rete Veneta e Antena 3, perché voi ne avete fatto una campagna di civiltà sull'autonomia, questo è innegabile. E torna a ribadire la posizione alla base del progetto sull'autonomia. L'importante è dire ai cittadini che noi non siamo qui per proporre un progetto secessionista, non siamo qui per proporre un progetto che intacca l'unità nazionale, siamo qui per proporre un modello di modernità, che è quello della responsabilità, che è quello dell'autonomia. Farei una proposta, non chiamiamola più autonomia, chiamiamola federalismo, che è la stessa roba, forse qualcuno si adegua un po' di più. Infine una parentesi sul gradimento che emerge nei suoi confronti da un sondaggio effettuato da SVG, che lo colloca al primo posto come il governatore più gradito in Italia, con il 69% dei consensi. Sondaggio che piazza nel ranking dell'operato dei presidenti di regione al secondo posto Stefano Bonaccini dell'Emilia-Romagna e Massimiliano Fedriga del Friuli a pari merito con il 64%, seguiti da Vincenzo De Luca con il 49%. Le statistiche, i sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano. Ringrazio SVG, ringrazio chi ha risposto bene, però insomma il mio sondaggio è essere in mezzo alla gente e vedere che la gente mi vuol bene, quindi grazie. Ovvio non dipende solo da me ma da tutta la mia squadra e dal lavoro che stiamo facendo.